Ben ritrovati dalla redazione. Sfila l'orgoglio ultra a Trieste, non quello cittadino. L'appuntamento di ieri per la manifestazione di protesta organizzata in Piazza della Borsa dal nucleo San Giacomo, uno dei gruppi storici della tifoseria. Erano presenti circa 250 persone, una partecipazione che evidentemente non ha richiamato l'interesse massiccio dei triestini, nonostante il fantasma del rischio fallimento. Una delegazione di tifosi è stata ricevuta dal sindaco Roberto Di Piazza. Ancora dalla cronaca, chiedeva di bere nonostante l'evidente ubriachezza, ma il gestore si era rifiutato di servirlo. Poi una rissa con altri due avventori ed il coltello. I fatti il 2 giugno in un locale di Piazza Vittorio Emanuele a San Daniele. Un cittadino albanese del 1986, evidentemente in preda ai fumi dell'alcol, aveva cominciato a chiedere con insistenza un'altra bevuta al gestore dell'attività, che si era però rifiutato di servirlo ulteriormente. L'uomo, cliente abituale del posto, già noto per aver dato problemi dello stesso tipo, sosteneva di aver già pagato un altro bicchiere ad un altro membro del personale, intavolando un alterco con l'esercente. Il primo a farsi avanti in difesa di quest'ultimo sarebbe stato un cittadino venezuelano, classe 1962, e a sua volta residente del comune. L'albanese si era inizialmente allontanato dal locale, ma da lì a poco sarebbe tornato esacerbando il confronto con un coltello da cucina in mano. Cambiamo argomento. Pronti i fondi per la pista ciclabile Tolmezzo Amaro Alpe Adria. Dopo la delibera regionale che sanciva il via libera della Giunta, infatti, al 1,5 milioni di euro già disponibile per il primo lotto se ne vanno ad aggiungere 2,9 per il secondo. La decisione è stata illustrata dall'assessore alle finanze Barbara Zilli, presenti fra gli altri il presidente Gabriele Bano, la vicepresidente Laura Zanella del Carnia Industrial Park, i sindaci di Mainardis, Vicentini e Giatti, rispettivamente di Amaro, Tolmezzo e Villa Santina, il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini e il consigliere regionale Emanuele Ferrari. Sostenere una mobilità pubblica più attrattiva per i giovani significa investire nel futuro e contribuire alla transizione verso modelli di trasporto più sostenibili. Con questa promozione e con il rinnovato servizio estivo, infatti, si è voluto offrire a studenti e cittadini una opportunità concreta per scoprire e vivere il territorio in modo più semplice, economico e responsabile. Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle infrastrutture Cristina Mirante, annunciando che a partire da domenica 8 giugno entrerà in vigore il nuovo assetto dei collegamenti extraurbani tra Udine, Grado e Lignano, che prevede per gli studenti una speciale offerta viaggi a metà prezzo fino alla fine di giugno. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata sulla nostra regione. Oggi tempo variabile o nuvoloso, soprattutto sulla zona montana, poco nuvoloso in pianura e sereno sulla costa. Nel pomeriggio sera possibile qualche rovescio temporale sparso sulla zona montana e con minore probabilità sull'alta pianura. Venti di brezza, temperature minime in pianura fra 16 e 19, le massime fra 26 e 29 gradi, sulla costa minime fra 20 e 22, le massime fra 25 e 27 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.